Moglie e marito sono salvi, ma un incendio ha distrutto la loro casa a Racalmuto. Trovato senza tetto, morto a Messina. Sembra sia stato vittima di un'aggressione. 31 arresti, blitz antimafia a Palermo. A Porto Empedocle la prefettura inaugura un'area di transito per i migranti. Montevago accoglie ed ospita 8 profughi, sono donne e bambini ucraini. Tutti in fila per i concorsi sul ricambio regionale della Sicilia. Una flotta di iscritti tenta la fortuna. All'Università di Agrigento il documentario sulla storia di Stefano Pompeo, ucciso per errore ad 11 anni. A Cianciana in Rodari presente il libro bianco sulle infrastrutture, presente l'assessore regionale Falcone. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, perché scoppia un incendio in una abitazione di Racalmuto. Marito e moglie riescono però a mettersi in salvo. Arturo Cantella. Notte di fuoco, quella appena trascorsa a Racalmuto. Un incendio è divampato alle prime luci del mattino al secondo piano di un'abitazione in Corso Garibaldi. Le fiamme in breve tempo hanno avvolto così l'intero appartamento in cui risiedono marito e moglie. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un cortocircuito di un caricabatteria ad aver innescato l'inferno di fuoco. Il rogo con il passare del tempo è aumentato di intensità, che si è elevato nel cielo una colonna di nero fumo. I coniugi sono però riusciti a mettersi in salvo, mentre altri residenti della zona hanno allertato i vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con 3 mezzi. I pompieri hanno avuto la meglio sull'incendio dopo un lavoro di quasi 2 ore. Sul posto anche un'ambulanza per le cure mediche a marito e moglie, visibilmente provati dopo l'accaduto. L'intero centro di Racalmuto, Corso Garibaldi, la circonvallazione è rimasto per ore completamente paralizzato. La circolazione stradale è stata interdetta e deviata. Sotto shock l'intera cittadinanza, anche perché l'uomo pensionato di 70 anni, proprietario dell'abitazione andata distrutta, è molto conosciuto ed è stato più volte consigliere e assessore comunale nel lontano 2014. Quale segretario dell'UDC fu anche candidato a sindaco. Un senzatetto 42enne marocchino è stato ritrovato a Messina senza vita. La morte sarebbe stata causata da un'aggressione. 2 cittadini romeni sono stati interrogati dagli inquirenti. Sono le persone che lo hanno ritrovato in un casolare davanti la casa portuale. C'è il servizio. Il corpo privo di vita di un marocchino è stato rinvenuto ieri a Messina, nelle vicinanze della stazione centrale. Il cadavere è di un 42enne marocchino, conosciuto come Rashid, ed è stato individuato all'interno di un box di fortuna. La struttura era diventata la casa dell'uomo. A fare la segnalazione sarebbero stati alcuni passanti. Sul posto, per le indagini, si è recata la polizia scientifica, che ha eseguito numerosi rilievi per capire cosa sia accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se quella più probabile resta quella del decesso per cause naturali. Non sarebbero state trovate lesioni traumatiche evidenti. Oggi comunque si terrà l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Ieri sera un mazzo di fiori è stato portato sul luogo del ritrovamento del corpo di Rashid. L'iniziativa è stata della comunità di Sant'Egidio e dei Giovani per la Pace in via Alessio Valore. I volontari conoscevano da tempo il senzatetto e sono rimasti profondamente colpiti da quanto accaduto. In un biglietto lasciato assieme ai fiori si legge: «Oggi abbiamo voluto ricordare Rashid come un amico. Siamo molto addolorati per la sua morte e la sua vicenda ci chiede di fare un ulteriore passo avanti nell'amicizia con chi vive per strada, perché nessuno sia lasciato solo o abbandonato». Tutti coloro che lo conoscevano hanno ricordato Rashid come un uomo mite, gentile, allegro e desideroso di incontrare gli altri. Purtroppo la vita di chi vive senza una casa è particolarmente fragile, una vita spesso segnata dalla malattia e vulnerabile a causa della durezza della vita in strada. Lo abbiamo visto negli ultimi mesi, nei quali molti dei nostri amici se ne sono andati. Per questo, continua il messaggio dei volontari, sentiamo di dover fare di più per rendere le nostre città più accoglienti per tutti.
Siamo grati di aver vissuto un tratto della nostra vita insieme a Rashid e ricorderemo sempre con molto affetto il suo sorriso gentile. Il Tribunale di Agrigento ha condannato a 7 anni di reclusione Alexandru Zemifrache, 62 anni, originario della Romania, residente a Canicattì, imputato di tentato omicidio a danno della moglie commesso durante la fase di separazione. Il romeno è stato invece assolto dalla contestazione di violenza sessuale e maltrattamenti. Il 7 febbraio del 2020 lui colpì con 3 coltellate la donna, gravemente ferita e ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Maxi retata antimafia a Palermo, un'indagine di polizia e carabinieri smantella i nuovi vertici del mandamento di Brancaccio Ciaculli, 31 arresti, in cella il boss Antonio Lo Nigro, cugino di uno dei killer di Falcone. I dettagli nel servizio. Più deciso di prima. Così un vecchio investigatore, quando è ormai l'alba, è sulla lista i 31 nomi degli arrestati di polizia e carabinieri sono ormai tutti segnati. In cima all'elenco c'è un padrino che riporta al passato più cupo di Palermo. Lui è Antonio Lo Nigro, 43 anni, narcotrafficante, rapporti con l''ndrangheta, esponente di una delle famiglie più blasonate di Cosa Nostra. Suo cugino Cosimo fu incaricato di procurare l'esplosivo per la strage Falcone, poi fece parte del commando che uccise Don Pino Puglisi e organizzò le stragi del 1993. Per queste accuse sta adesso scontando l'ergastolo. Stiamo lasciando libero. Però lui capisce come ci sono esigenze, non ha che non ha qua, sono tutte a francavita. Siccome però c'è un'urgenza, che bisogna qualche centro bisogna, questo povero sfortunato, non come mettere in un sacchetto, e per aiutare questo povero sfortunato. Antonio Lo Nigro, uno dei boss rampanti, già diverse volte arrestato, che stava provando a riprendersi la parte orientale di Palermo, da Brancaccio a Roccella, a Ciaculli, Cosa Nostra è tornata a imporre a tappeto il pizzo. Questo racconta l'ultima inchiesta, quella di stamane, messa a segno da squadra mobile dal nucleo investigativo dell'Arma. Pagava l'ambulante che vende sfincione, pure il titolare di una ditta edile, tutti pronti insomma a mettersi a posto, addirittura prima della richiesta dei mafiosi. L'ultima indagine del pool antimafia di Palermo, quest'oggi coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Guido, ha ricostruito una 50ina di casi di estorsione. Nessun imprenditore, nessun commerciante ha denunciato. Un'accusa drammatica, anche questa, riporta ai giorni più bui di Palermo, che adesso si prepara al 30ennale della strage di Capaci. Il silenzio dei commercianti che protegge capi mafia del calibro di Giuseppe Greco. Lui è ritenuto il capo del mandamento di Ciaculli, già arrestato l'anno scorso nella prima tranche di questa indagine. A Roccella comandava invece Maurizio Di Fede. Fra le carte del blitz del luglio 2021 c'è una sua intercettazione che racconta molto dei vecchi mafiosi di Palermo. Di Fede urlava quando seppe che la figlia di una sua amica avrebbe dovuto partecipare con la classe a una manifestazione antimafia all'Aula Bunker per il 23 maggio. Non ci immischiamo con Falcone e Borsellino, disse risoluto alla madre della piccola. Non ti permettere, io mai gliel'ho mandato a mia figlia queste cose, vergogna. Cosa c'è dunque dietro il silenzio dei commercianti di Brancaccio? Paura oppure complicità? Il prefetto Francesco Messina, il direttore centrale anticrimine della polizia, ammette che siamo di fronte a un gruppo ancora potente che ha messo in campo una massiva attività estorsiva e i mafiosi hanno potuto contare sulla protezione delle vittime attraverso il racket delle estorsioni e poi anche il traffico di droga. Cosa Nostra ha provato a riorganizzarsi nuovamente. Affari sull'asse Calabria-Sicilia, tutti i dati che la vigilia delle commemorazioni per il 30ennale delle stragi Falcone e Borsellino ci dicono una cosa, e cioè che non è possibile abbassare la guardia nel contrasto alle mafie. Il fenomeno del pizzo ormai a macchia di leopardo, spiega invece il questore di Palermo Leopoldo Laricchia.
Intanto i boss si riorganizzano, i boss provano a sfruttare tutte le occasioni. L'inchiesta coordinata dai sostituti procuratori Francesca Mazzocco e Bruno Bruccoli ha svelato che un mafioso dipendente di un ospedale cittadino riuscì ad impossessarsi di 20 cartoni di mascherine FFP3 contenenti 16.000 mascherine per poi rivenderle. Altri mafiosi avrebbero sottratto acqua dalla conduttura San Leonardo di proprietà del Consorzio di Bonifica Palermo 2, incanalandola in proprie vasche per poi ridistribuirla ai contadini di Ciaculli. Croce Verde, Giardini e Villa Abate, con l'ordinanza di arresto il GIP Lirio Conti, ha disposto anche il sequestro di alcune attività economiche che hanno un valore di 350.000 euro. I sigilli sono scattati per una rivendita di prodotti ittici, 2 rivendite di caffè e 3 agenzie di scommesse. Quasi 12, nessun colpevole, questo il titolo del documentario sulla storia di Stefano Pompeo, 11 anni di Favara, che venne ucciso per errore da un comando mafioso il 21 aprile 1999. Era su una Jeep, amava le macchine e aveva semplicemente voluto fare un giro. Dopo l'uscita di questo documentario, la direzione distrettuale antimafia di Palermo ha deciso, dopo 20 anni, di riaprire le indagini sul caso. Al momento sono 3 gli indagati e presto la vicenda approderà per la prima volta in un processo. Il documentario è stato proiettato all'Università di Agrigento. Vediamo. Il documentario Quasi 12, nessun colpevole, tratto dalla tragica vicenda di Stefano Pompeo, il bambino ucciso per errore dalla mafia oltre 20 anni fa a Favara, è stato proiettato nella sede del Consorzio Universitario di Agrigento. Grazie al clamore provocato da questo documentario, scritto dal giornalista Gero Tedesco, dopo oltre 20 anni di silenzi, la direzione distrettuale antimafia ha deciso di riaprire le indagini e per la prima volta ci sono 3 indagati per l'omicidio. È intervenuto alla presentazione Giovanni Di Maida nella qualità di vicepresidente, ha partecipato all'incontro l'avvocato Giuseppe Scozzari, il giornalista Franco Castaldo, Gero Tedesco, segretario provinciale dell'Assostampa. Allora, oggi sappiamo tante altre cose, solo che la magistratura è un po' ferma. Io spero che dalla riapertura delle indagini qualcosa... Quelli erano anni terribili e che hanno poi prodotto una carneficina. I più giovani sicuramente non lo sanno, ma in provincia di Agrigento nel periodo 88-92 ci sono stati 300 morti ammazzati. Una guerra intestina tra bande criminali mafiose che provocavano praticamente un morto al giorno. E io ogni giorno ero in notte, andavo nei luoghi per capire, perché non mi bastava il comunicato stampa, perché volevo vedere, volevo rendermi conto e studiare, perché ho studiato per fare questo tipo di attività, immagazzinando dati, confrontandoli. Negli anni 70-80 non c'erano gli archivi, per esempio, non c'era internet. Io ho cominciato la mia professione con la macchina da scrivere, che oggi non esiste più, mi rendo conto, l'età avanza, ma è così. La macchina da scrivere e poi le telescriventi sono state una rivoluzione, perché faceva questo mestiere. Internet adesso non è solo una rivoluzione, ma è un cambiamento epocale. Lo chiamano ricambio generazionale. Da oggi, martedì 17 maggio, prove scritte per il primo dei 7 profili a concorso per il reclutamento di 100 funzionari da assumere per appunto il ricambio generazionale della regione siciliana. Appuntamento con i test digitali per i 9.118 candidati ai 22 posti di funzionario amministrativo categoria D, ma complessivamente sono 23.043 i candidati che dal 17 al 24 maggio si mettono alla prova con i test per le selezioni del concorso. Vediamo. Buongiorno, il braccialetto per la prova.
Vedremo. Penso che abbiamo studiato tutti per fare il concorso, poi non si sa, cioè è sempre una componente di fortuna. Pochi posti però tantissimi candidati, questo le fa la sconforta o le dà magari carica? Ma guardi, proprio io sto preparando diversi concorsi, questo lo sto facendo giusto per provarlo, per non lasciare nulla di intentato, ma non è quello su cui punto. Sì, ho studiato un po' e vediamo come va, diciamo. È un terno al lotto. E infatti ci sono tantissimi candidati per pochi posti, questo non so, ti sconforta, magari ti dà più carica. Ma diciamo che non sarà facile, vediamo che cosa succede. Questo è il tuo primo concorso? No, ne ho provati un paio. Già ho provato anche quello del MEF, quello del Ministro dell'Interno e della Giustizia. Allora, in realtà non sono molto preparato, devo dire che mi sono collegato, ci sono dei simulatori online, li ho provati con risultati sinceramente non molto accettabili perché le domande sono molto tecniche e molto specifiche, però insomma vediamo, la fortuna aiuta gli audaci, quindi chissà che oggi non sia fortunato. Lei sta provando, ovviamente ha un altro lavoro? Ho un altro lavoro, faccio l'avvocato naturalmente, proverò sia quello di oggi sia quello di domani che è proprio dedicato alla figura dell'avvocato. L'aspirazione finalmente di trovare una collocazione nel mercato del lavoro dopo aver studiato e aver avuto una preparazione. Ci sono tantissimi partecipanti, pochi alla fine ce la faranno, insomma questo non lo so, la scoraggia oppure magari le dà più carica? Nessuna delle due, nel senso che è comunque un tentativo per quello che si è preparato e poi è un po' dipendente dal caso, effettivamente i posti sono pochi a disposizione e si concorrerà per quelli. Diciamo, ho studiato un pochettino, comunque il lavoro limita quanto tu ti possa preparare. Ci sono pochi posti però tantissimi partecipanti, questo la conforta, tra virgolette, le dà forza, le dà la sconforta? Un pochettino sì, un pochettino sconforta. Ci sono pochissimi posti e tantissimi candidati come al solito. A Cianciana ieri si è svolto un convegno sul futuro dei Monti Sicani organizzato dal Rotary Vivona Montagne delle Rose Magazzolo alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Presenti quasi tutti i sindaci del Vallone. Un approccio puntuale ed esaustivo a questo tema è stato garantito dalla presentazione del libro bianco sulle infrastrutture in Sicilia a cura dell'ex presidente del Rotary Franco Vitellaro. La pubblicazione vuole rappresentare lo stato attuale delle infrastrutture e dei trasporti nell'isola, le grandi opere stradali, portuali, aeroportuali, ferroviarie rimaste incompiute, quelle progettate da realizzare con i rispettivi importi necessari. Uno spazio è stato dedicato al dissesto idrogeologico, al monitoraggio dei ponti esistenti a rischio crolli e ai possibili benefici anche ambientali del ponte sullo stretto. Il volume ha lo scopo di accendere l'attenzione delle autorità di governo regionali e nazionali su questi temi che vengono affrontati da un punto di vista tecnico e risoluto. Il libro è una sorta di non denuncia, ma una luce, un curso tale, noi abbiamo pensato di far emergere una luce, ma se riguarda tutta la Sicilia, non riguarda questo territorio. Io volevo iniziare, ho 5 minuti di tempo, non di più. In 5 minuti, tutti i 5 minuti abbiamo. Volevo iniziare con 2 episodi. Uno che riguarda la mia infanzia. A 12 anni e mezzo passavo il pullman, io mi presento, sono Carlo Vitellaro, nato a Mileno, un paese della provincia della Catanzetta, e il pullman alle 6:25 partiva da Campofranco alle 6:15 il lunedì, quindi passare alle 5:30. Prendere il pullman e andare al liceo scientifico e le prime 2 ore del lunedì erano di matematica, arrivare distrutti 2 ore, arrivavo alle 8:40. Ora quando ho fatto la strada con Giovanni Novo mi sono sentito un po' male, perché mi dava lui, questa strada c'è, la dovevo rappresentare perché ho rivissuto quei momenti. E è stato dalla parola di giorno. Quindi, poi un altro fatto che in questi giorni ho vissuto così come mia moglie eravamo in macchina, una sua amica mi mandò un messaggio, sono arrivata a Siracusa. Ebbene, un concorso
per 40.000 partecipanti, e questo la dice lunga di come stiamo governando in Sicilia. Lei era di Insomeri, ma viveva da Agrigento, prende il treno da Agrigento perché voleva accompagnare il figlio per venire a Napoli e arriva dopo 5 ore e mezza a Siracusa. L'avevano assegnata come forma di quelle che organizzano questo concorso, meglio quelli di Insomeri l'avevano assegnata a Siracusa. 5 ore e mezzo di treno. Ora dico, immaginatevi una struttura con 5 ore e mezzo. E questo potrei chiudere qui, potrei chiudere il mio intervento per dire che noi come Rotary, nel nostro piccolo, vogliamo essere una luce per dire attenzione, questo ci frena lo sviluppo, ci fa andare via. Ha fatto un discorso bellissimo la nostra Presidente. Ha detto, ma voi volete che io resti? Ma se volete voi che io resti, voi e noi grandi, fateci andare in discoteca. Ma non andare dicendo che le complicare 2 ore, fateci andare a studiare a concorso, ma non andare dicendo che c'è tutto avvenimento a Palermo, non lo so, ma andare dicendo ci vogliono quindi i giovani che facciamo? Ho visto io un elenco dei paesi del mondo esitani dove la media è di meno 10% alla media di abitanti negli ultimi 10 anni. E qui la media, io ho fatto la media che risulta da un atto. E io ora mi avvio alla conclusione, però facendo 2 passaggi. Per essere positivo, io sono un figlio e qua ci sono parecchi figli. Lo dico per me, sono tanti da loro già di una conoscenza, ma la delibera di giunta regionale, qua io saluto l'assessore Battone che personalmente per il lavoro che faccio, gli faccio complimenti del sempre presente. Il presente significa che i decreti arrivano via WhatsApp, perciò immaginate. E allora la delibera di giunta regionale del 131 del 23 marzo 2022, segnatevi questo, delibera giunta regionale 131 del 23 marzo 2022. Ci sono 855 pagine dove questo territorio viene massacrato, verrà penalizzato. E vi spiego perché. Perché questa delibera programma i conti del 2021-2027. Ha creato i nuovi urban center, cioè significa le città. Vi faccio vedere da lontano, voi vi rendete conto, questa la potete trovare a casa via internet. Questi sono, il futuro sono questi cercati, e tutto il resto della Sicilia. Cioè lì passerà quasi l'80% dei finanziamenti. E il resto della Sicilia, che fine farà? E bello proprio perché venivo qua, questa è una notizia che do, perché quando si fanno queste cose, che nemmeno all'assessorato vengono parlate dall'alto, vengono parlate dall'Europa, se devono fare le grandi città. Ma scusate, è il territorio. Ma ne avete chiesto ai sindaci che conoscono le problematiche del territorio come sono completamente? Possiamo omogenizzare tutto? Non si può, secondo me non si può omogenizzare. Quello che succede in Francia, in una zona, non può essere applicato alla Sicilia. I monti siciliani hanno tutto un territorio particolare che magari è vocato al turismo, un nuovo turismo, allora perché penalizzare? Io direi che poi arrivate a casa per visitare questo delibera, vedrete che addirittura questi comuni in rosso, quelli che vedete in rosso, dove ce ne sono 5 dei comuni dove sono presenti i sindaci qua, non parteciperanno a questi finanziamenti. Perché? Si faranno, e ve la faccio vedere in giallo, così lo vedete meglio. Queste sono le nuove città, quindi si prepariranno queste città, si faranno dei consorzi dei comuni e lì arriveranno all'80% del merito. Al porto di Porto Empedocle, nell'area adiacente alla tenda dell'accoglienza, è stata inaugurata un'area di transito allestita dalla Prefettura di Agrigento in collaborazione con altri enti tra Questura, Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco, Autorità Portuale, Comune di Porto Empedocle, Croce Rossa Italiana ed Enel. Servirà per le procedure connesse alla temporanea accoglienza dei migranti.
Altre 8 persone in fuga dalla guerra sono arrivate a Montevago nell'ambito dell'iniziativa umanitaria Un Cuore per l'Ucraina, promossa dal Comune in collaborazione con A Cuore Aperto e altre associazioni del territorio. Si tratta di 4 donne e 4 bambini che saranno ospiti in 2 diverse abitazioni messe a disposizione gratuitamente dai cittadini montevaghesi. Vediamo. Altre 8 persone in fuga dalla guerra in Ucraina sono arrivati a Montevago nell'ambito dell'iniziativa umanitaria Un Cuore per l'Ucraina, promossa dal Comune in collaborazione con l'associazione A Cuore Aperto e altre associazioni del territorio. Si tratta di 4 donne e 4 bambini che saranno ospitati in 2 diverse abitazioni messe a disposizione gratuitamente dai cittadini di Montevago. Stiamo cercando di dare il massimo dell'ospitalità e soprattutto il nostro auspicio è che loro ritrovino serenità e sentano il colore dell'accoglienza della nostra comunità, come ci ha dichiarato il sindaco di Montevago, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Continua così il progetto Un Cuore per l'Ucraina, che lo scorso mese di marzo ha già visto arrivare nel piccolo centro del Belicino 34 profughi. Arrivo da Donetsk, sono scappata, racconta Eugenia, perché abbiamo una situazione molto pericolosa nella nostra città e molte persone sono state evacuate. Quando le nostre città saranno liberate e torneremo a casa. Continua il progetto Un Cuore per l'Ucraina. Questa mattina abbiamo accolto altre 8 persone, tra donne e bambini. Alcuni sono tornati in Polonia per ricongiungersi alla famiglia. Stiamo cercando di dare il massimo dell'ospitalità e soprattutto il nostro auspicio è che loro ritrovino serenità e sentano e percepiscano l'accoglienza dei montevaghesi e di questa comunità. Arrivo dal Donetsk, sono scappata perché abbiamo una situazione molto tesa nella nostra città e molte persone sono state evacuate. Quando le nostre città saranno liberate, torneremo a casa. Quando è scoppiata la guerra, siamo stati a casa per un mese, poi la situazione è diventata molto spaventosa per i bambini. A Mariupol le donne vengono uccise per strada, le case sono tutte distrutte. Così siamo scappati in Polonia e ora siamo arrivati in Italia dove abbiamo ritrovato i nostri amici. Tutte le procedure sono state attivate per la presentazione ufficiale della candidatura a Capitale della Cultura 2025, lo ha riferito Nene Mangiacavallo, presidente del Consorzio Universitario della provincia di Agrigento, dando notizia della presentazione di partecipazione da parte del sindaco di Agrigento per la città dei templi. Vediamo. Agrigento si candida a Capitale della Cultura, un'opportunità rilevante per la città e per il suo territorio. Entro fine maggio tutto sarà pronto, come ci dichiara il presidente del Consorzio Universitario Agrigentino, onorevole Nene Mangiacavallo. Sì, è già partito da un bel po' di tempo. Il sindaco ha già avviato le procedure per presentare ufficialmente entro il 31 maggio, come previsto dal bando, la candidatura di Agrigento e del suo territorio Capitale della Cultura per il 2025. È una opportunità particolarmente rilevante che si offre alla meravigliosa città di Agrigento e al suo meraviglioso territorio, non tanto per quello che ha rappresentato e non solo per quello che ha rappresentato nel passato, ma anche e principalmente per quello che può rappresentare nel futuro, sia sul piano turistico, sia sul piano economico, sia sul piano culturale, sia cosa non trascurabile come porta del Mediterraneo. Vero è che l'attrattiva della capitale italiana della cultura è mondiale, internazionale, ma riteniamo che questa possa essere una nuova opportunità per riproporsi come porta del Mediterraneo, con tutte le conseguenze positive che ne possono derivare. C'è già un appuntamento fissato? Sì, sarà ufficializzata questa candidatura il prossimo giovedì, il 19 maggio, presso l'ex Collegio dei Filippini ad Agrigento, e ci auguriamo che ci possa essere un coinvolgimento corale delle istituzioni, delle associazioni, del mondo imprenditoriale particolarmente attivo in questa provincia e anche e principalmente di tutti i cittadini che devono sentirsi parte integrante, protagonisti di questa candidatura che, lo ripeto, non è soltanto delle istituzioni, ma che è principalmente dei cittadini di questa provincia che esprimono delle potenzialità straordinarie e che meritano il premio che ci auguriamo di poter ottenere di Capitale Italiana della Cultura del 2025. Perché è importante essere capitale della cultura?
È importante per una serie innumerevole di motivi, per quello che rappresenta sul piano economico, per quello che rappresenta sulla proiezione futura, ma principalmente perché è un tributo che l'Italia deve pagare alla bellezza, alla straordinarietà del paesaggio, alla capacità di espressione nel mondo del teatro, dell'arte, dello spettacolo, della letteratura che Agrigento ha rappresentato in passato, ma che principalmente dovrà rappresentare nel futuro. Viva Agrigento, capitale italiana della cultura per il 2025. Il distretto turistico Valle di Agrigento ormai è diventato DMO. Ieri la prima assemblea, reduci dall'appuntamento a Selinunte. Arturo Cantella. L'assemblea annuale del distretto turistico Valle dei Templi si è svolta nella sede del Viale della Vittoria ad Agrigento. È la prima assemblea dalla sua trasformazione in Destination Management Organization e dal conseguente avvio del progetto di marketing turistico e territoriale denominato Costa del Mito. Nel corso dell'assemblea sono state annunciate numerose nuove richieste di adesione alla DMO, tra cui quelle dei comuni di Gela, Licata, Siculiana, Montallegro, Comitini e Ribera, del Conservatorio Toscanini, di Iter Vitis del distretto turistico Vini e Sapori di Sicilia, del Museo dei Cinque Sensi di Sciacca, del gruppo Ario Viaggi. Di particolare rilevanza anche le adesioni dei parchi archeologici regionali di Selinunte, Cava di Cusa e Pantelleria e di Gela. Inoltre è stato annunciato, come anche altri comuni, sia stata già avviata una fattiva interlocuzione che questi ultimi dovrebbero aderire fra poche settimane. Da segnalare invece l'uscita dei comuni di Porto Empedocle e di Caltanissetta. Intanto sempre la DMO Valle dei Templi ha partecipato a Selinunte al forum La Primavera del Belice, promosso dalla Fondazione San Filippo Editori in collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte per la valorizzazione dell'area belicina. La DMO Distretto Turistico Valle dei Templi è felice di essere presente qui a Selinunte in occasione di questo incontro promosso dal giornale La Sicilia per quanto riguarda la valorizzazione turistica del Belice. Siamo qui a presentare il progetto Costa del Mito, poi faremo un ulteriore incontro il mese prossimo per aprire le porte di questo progetto a un territorio che rappresenta una delle tappe fondamentali di questa nuova destinazione turistica sulla quale siamo molto impegnati. Vai. Un momento di sintesi laddove l'accoglienza di un progetto, di un giornale che vuole porre l'attenzione a ciò che è stata la storia, la memoria di un luogo che diventa rinascita, e questo rinascimento e questa rinascita e questo elemento nuovo lo si trova anche nel parco di Selinunte, nel parco che vede un progetto oltre il recinto e che coinvolge anche il territorio e le città vicine che hanno certamente sposato e coniugato con noi un progetto comune, un filo rosso importante che porta soltanto al riconoscimento della consapevolezza della bellezza. Felici di essere qua, il giornale è sempre felice quando scopre territori meravigliosi come questo. Siamo qui per creare e aiutare tutti ad avere un'identità e aiutarli nella comunicazione, fondamentale in questi momenti, e grazie sempre anche del vostro aiuto. La Primavera del Belice non è soltanto lo slogan, il titolo di un convegno, è un progetto al quale la Sicilia come giornale crede. Il giornale ha un ruolo, il nostro giornale vuole avere un ruolo di sviluppo, di sponda del territorio per mettere insieme voci che troppo spesso non si parlano. Attorno al Belice si può creare un pezzo di Sicilia e di sviluppo importante perché è un'area vasta che ricomprende 21 comuni, 3 province, è un'area vasta in cui sono presenti tratti di mare tra i più belli in assoluto, siti archeologici. Oggi siamo stati ospiti del Parco Archeologico di Selinunte, c'è l'enogastronomia, ci sono panorama mozzafiato. Tutto questo qua deve essere messo a sistema e un giornale deve essere una volta di più non soltanto una sommatoria di notizie, ma deve essere una cerniera tra le varie anime del territorio, che crede ancora in uno sviluppo possibile per questa terra. Siamo assolutamente soddisfatti della riuscita di questa iniziativa che abbiamo realizzato oggi al Parco di Selinunte, al Baglio Florio del Parco di Selinunte. Sono arrivate diverse decine di amministratori, di
operatori turistici, c'era anche il prefetto di Trapani. La cosa importante che si è discusso è che il turismo nell'area del Belice è una cosa che si può realizzare, ma deve essere realizzata in modo corale. Bisogna fare rete e bisogna costruire un'offerta che possa essere valida per tutto il territorio. Penso che oggi sono state buttate le basi per questa iniziativa, vedremo se proseguirà, perché ci sono stati tanti segnali di amministratori che vogliono ripetere l'evento. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Nasce il Centro Regionale Siciliano Epidemie e Pandemie, i dettagli nel servizio. In Sicilia nasce il CERSEP, Centro Regionale Siciliano Epidemie e Pandemie. Obiettivo: realizzare attività di monitoraggio preventivo, addestramento e formazione per rafforzare e mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale da nuovi eventi epidemici o pandemici. L'iniziativa è stata presentata nella sede della Regione Siciliana a Roma dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Alla presentazione sono intervenuti anche Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Donato Greco, componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, Francesco Bevere, già direttore generale del DASO e dell'Assessorato regionale alla salute, Stefania Salmaso, già direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, Roberto Sanfilippo, direttore generale del Centro di Formazione Regionale per il Personale Sanitario, Salvatore Scondotto, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Siciliana, oltre alle varie attività di alto livello già presentate all'interno del CEF-PAS, ha spiegato l'assessore alla salute Razza. La pandemia ci ha fatto comprendere che c'era un orizzonte in più da esplorare, la necessità di essere pronti a fare fronte a nuovi eventi pandemici ed epidemici, eventi che richiedono formazione specifica del personale e un monitoraggio epidemiologico ben organizzato, specialmente in una regione come la Sicilia, una delle più estese e popolose d'Italia, luogo di approdo di migliaia di migranti. Il CERSEP non sarà un nuovo ente, si tratta di un modello di gestione organizzativa che avrà un comitato scientifico di alto livello e si avvarrà del personale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali, offrendo loro un luogo di connessione su elaborazione, dati e formazione. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro ha sottolineato come in questi 2 anni di pandemia sia stato messo in piedi un sistema di sorveglianza settimanale senza precedenti che porta allo scambio e alla convalida dei dati su scala territoriale, nazionale e internazionale. Essere coordinati e collaborare a tutti i livelli è di fondamentale importanza, così come sono essenziali la formazione e l'aggiornamento continuo del personale sulla capacità di leggere eventi e formulare ipotesi, a cominciare dall'ambito locale. Il CERSEP ha commentato il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Rezza: è un progetto molto valido, credo molto nella capacità di fare sistema da parte delle regioni italiane. I piani pandemici regionali vanno continuamente aggiornati per poter gestire ogni allerta, le scorte di farmaci e di vaccini, riconvertire i reparti, tutte attività che hanno bisogno di esercitazione, creare una sorta di intelligence scientifica di esperti che nella massima autonomia possa avere la forza di dare indicazioni di natura tecnica per affrontare crisi come quella che abbiamo vissuto senza farci cogliere impreparati. Il CERSEP è un progetto che nasce nell'ambito delle attività del CEF-PAS di Caltanissetta. La struttura si avvale di un comitato scientifico in cui 5 componenti sono indicati dal Ministero della Salute, dal Presidente della Regione Siciliana, dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, dal Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, del Presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo. All'organismo partecipano anche il responsabile delle attività del CERSEP, il direttore generale amministrativo, il direttore della formazione del CEF-PAS, il dirigente generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale alla salute. Al comune di Realmonte i dipendenti hanno firmato un nuovo contratto che prevede un aumento di ore lavorative. 4 dipendenti ASU da 18 ore passano a un contratto di 30 ore e 16 LSU da 30 a 33 ore. Vediamo. Un avvio dell'estate più sereno per altri 20 lavoratori del comune di Realmonte.
Nella sala consiliare, alla presenza del sindaco Sabrina Lattuca, i dipendenti hanno firmato il nuovo contratto che prevede un aumento di ore lavorative per 4 dipendenti ASU che da 18 ore passano così a 30 e 16 lavoratori RSU che da 30 passano a 33 ore. La trasformazione del contratto di lavoro dei 20 dipendenti part-time è stata proposta dal responsabile del primo settore, l'architetto Giuseppe Vella, e approvata dalla Giunta Comunale con immediata esecutività, offrendo con stabilità ai lavoratori e alle famiglie a garanzia di una migliore organizzazione del lavoro. Altro importantissimo obiettivo raggiunto, quello di stamattina al Comune di Realmonte, ed infatti 20 dipendenti sottoscriveranno un aumento delle ore lavorative in modo permanente. Tutto ciò nasce da una proposta del dirigente che viene approvata dalla Giunta all'unanimità. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di dare una maggiore dignità lavorativa al personale, ma anche una capacità di crescita e di professionalità, dall'altro lato di rendere la macchina amministrativa più efficiente, in linea con quanto dice l'articolo 97 della Costituzione, peraltro in un momento storico molto particolare dove il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ci porta a valutare e a anche integrazioni, professionalità al fine di poter attingere ai finanziamenti previsti per i vari interventi di cui i piccoli comuni ma anche grandi hanno necessità. Peraltro Realmonte, lo abbiamo detto più volte, città della Scala dei Turchi, vuole crescere attraverso la sua vocazione naturale che è turistica. Parliamo adesso del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione medie e minori, che ha il delicato compito di assicurare la protezione dei minori dalla diffusione di contenuti nocivi attraverso programmi televisivi. Arturo Cantella. Jacopo Marzetti, nella qualità di presidente del Comitato Medi e Minori, insieme a Luca Borgomeo dell'Associazione Italiana Telespettatori, hanno tracciato un primo bilancio dell'attività del nuovo Comitato Medi e Minori istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Comitato si propone di vigilare sui programmi televisivi a tutela dell'infanzia sulla base di un codice di autoregolamentazione. Sono state fatte diverse riunioni del comitato, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, abbiamo aperto istruttorie e raccomandazioni. L'obiettivo del comitato è quello non solo di ricevere segnalazioni e intervenire su queste, ma anche quello di programmare e condividere con le reti televisivi un'attenzione particolare per i nostri minori. Una delle priorità è quella di rivedere il codice di autoregolamentazione, che comunque risale a diverso tempo fa, e intervenire congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico e con gli organi preposti a un suo riadattamento in base a quelle che sono le nuove esigenze e nuove normative. 4 mesi sono pochi per poter fare un bilancio dell'attività del Comitato Medi e Minori. Tuttavia sono palesi i limiti di un organismo che avrebbe tanto da fare, considerata la continua violazione delle norme a tutela dei minori sulle televisioni e sui social. Tuttavia qualcosa si può intravedere, nel senso che c'è una certa buona volontà da parte di tutti di far funzionare quel po' che funziona all'interno del Comitato. Il problema più grosso rimane sempre quello dell'assoluta inadeguatezza delle sanzioni, che sono rare come le mosche bianche e sono lievi come le piume. Le proposte di Confesercenti Messina ai candidati sindaco a tutela del mondo della piccola e media imprenditoria. Vediamo. Stiamo sentendo un po' tutti i candidati a sindaco per capire cosa mettono sul piatto, come vogliono riprogettare la città, come vogliono svegliare il tessuto imprenditoriale, aiutandolo, cosa vogliamo fare della città dal punto di vista del waterfront, quindi recuperarla, cosa vogliamo fare dal punto di vista attrattiva turistica, se riusciamo a fare un percorso per individuare degli attrattori, perché io ero piccolo, sentivo parlare, Messina può vivere di turismo, è diventato un tormentone che è una santa verità, però se le cose non si mettono in fila, si fa una giusta programmazione, ovviamente rimane solo un tormentone. Ci sono 2 filoni, potremmo dire 2 strade, c'è quella ordinaria e quindi le richieste che nell'immediato la categoria ad esempio del commercio immagina,
c'è stata anche una polemica sull'occupazione del suolo, la richiesta di poter avere ulteriori agevolazioni così come era nel periodo della pandemia, e poi c'è quell'aspetto che lei ha già evidenziato della programmazione. Ci sono delle richieste sul breve periodo, quindi sicuramente riprogrammare l'occupazione suolo, fare un serio piano parcheggi, ma soprattutto un piano commerciale. Come c'è il piano urbanistico, si deve fare un piano commerciale della città. E così si individuano anche determinate zone dove si può fare la movida tranquillamente, perché poi non dimentichiamoci che ci sarà il problema della movida, degli schiamazzi notturni, che giustamente chi vive in determinate zone vuole la sua santa pace la notte, vuole riposare, ma non possiamo nemmeno limitare la libera attività imprenditoriale. E poi si deve rivedere anche l'aspetto viario, mettere in condizioni di fare una nuova viabilità sostenibile, leggera, ma quindi creare dei parcheggi, degli interscambi e una progettazione seria. Dobbiamo capire realmente se Messina, dopo tanti anni, potrà avere un'isola pedonale. Guardando invece proprio alle opere più di impatto, cosa serve a Messina? Sicuramente la ricchezza per Messina passa dal mare. Lo dicono i nostri nonni, lo dicono i libri di storia, quindi sicuramente recuperare tutto quello che è il waterfront, recuperare la zona falcata, creare spazi vivibili ai cittadini e allo stesso tempo commerciali. La grande partita è sulla fiera, tutto il recupero della zona fieristica, della parte appunto della Real Cittadella e adesso anche tutta la zona della via Don Blasco, che potrebbe diventare anche lì un grande fiore all'occhiello. Io ricordo a tutti, forse solo a me stesso, ma soprattutto ai candidati, che Reggio ha avuto una svolta con il lungomare. Il lungomare è diventato per loro il loro fiore all'occhiello, è stato definito uno dei più bei lungomari d'Italia e penso che Messina, che ha una costa molto più lunga, più diversificata e più bella a mio avviso, può fare tanto. Si deve recuperare la zona di Capopeloro, pianificandola, perché non basta solo ogni anno ad aprile, maggio iniziare anche lì una storia infinita fra pro e contro, se fare una zona pedonale o no. Quindi recuperiamo anche quella zona, che può essere una zona di grande polmone commerciale, turistico e anche per gli abitanti, cioè cercare di fare una rete per mettere insieme i vari interessi e le varie esigenze. Calcio, con la vittoria 1-0 contro il Misilmeri, l'Akragas accede di diritto alla fase nazionale dei playoff di eccellenza che valgono la promozione in Serie D. Il Gigante sfiderà domenica 29 maggio nella semifinale fase nazionale una squadra molisana, ossia chi la spunterà nella finale playoff regionale tra Olimpia Agnonese e Isernia. Il servizio di Carmelo Lentini. Quello contro il Don Carlo Misilmeri è stato un pomeriggio di sport spettacolare che ha richiamato sugli spalti più di 1300 spettatori con circa 250 tifosi ospiti sistemati nel settore curva nord. Grande compostezza delle rispettive tifoserie e festeggiamenti per entrambe le squadre che alla fine hanno dato vita ad una sfida aperta e molto combattuta. Il cammino del Don Carlo Misilmeri si interrompe all'Esteneto, per cui spetterà all'Akragas portare il proprio vessillo nella fase nazionale. Per conoscere l'avversario da affrontare nel doppio turno, il primo si giocherà ad Agrigento, occorrerà attendere l'esito della gara Città di Isernia, Olimpia Agnonese, entrambe del campionato molisano di eccellenza. La squadra biancazzurra questo martedì riprenderà la preparazione e dovrà attendere il 29 maggio per proseguire la propria avventura nel cammino nazionale. Intanto lo scorso lunedì l'ex calciatore dell'Akragas, Pasquale Marino, calciatore negli anni 84 e 86 ed affermato tecnico di Serie A alla guida di Udinese, Parma, Palermo e Catania, è stato ospite dell'Ajax di Agrigento del presidente Calogero Capraro. Marino si è intrattenuto con un nutrito numero di tecnici locali e non solo, per presentare l'interessante tema sistema di gioco a confronto, che si è svolto in due fasi.
teorica nei saloni della chiesa parrocchiale del Don Guanella e tecnica sul rettangolo di gioco dello Stadio Esseneto. Pasquale Marino ha ricevuto degli speciali riconoscimenti, di cui uno da parte della società Acregas e consegnato dal DS Giuseppe Cammarata. Seguiamo il momento della consegna di questa speciale targa. Sono qui a rappresentare l'Acregas, il presidente per motivi di lavoro non è potuto venire, però volevamo omaggiare il mister della gloriosa maglia dell'Acregas, che lui è tra l'altro ha indossato. Vi auguro un buon proseguimento e procedo a dare la mano di questo. Era il ricordo di quando era giovane, Buonasera a tutti, grazie. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.